onda Spazio Più. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima, come vuoi tu. Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori dello Spazio Più da Radio Libertà. Sono Mimmo Magnetta, rappresentante dei Professionisti Imprenditori Uniti, e ho voluto salutare il famosissimo Gino Paoli con questa canzone qua, invece che Il cielo in una stanza. Comunque penso che questa rappresenti parecchio quelli che sono anche i sentimenti che tanti di noi vivono in questo momento qua. Assieme a me, come al solito, Federico lo Sparacazzate, di fronte a me invece c'è la splendida regista Natalia, che è bravissima, oltre che biondissima, ed è sempre attentissima. Avrei voluto cominciare, anzi avrei dovuto, perché visto e considerato che Radio Libertà e la vecchia Radio Padania Libera, avrei dovuto cominciare con un saluto al nostro senatore che appunto ci ha lasciato, di cui appunto sono stati celebrati i funerali domenica mattina, però penso che il senatore me lo perdonerà, insomma, anche perché mi diceva la regista che praticamente da quando è successo che stanno tutti quanti mettendo il va pensiero. Ci avevo pensato anch'io, al limite lo facciamo poi a fine trasmissione. Condividi il mio pensiero, Federico? No, io avrei messo un coro alpino, visto che Umberto Bossi ha voluto gli alpini, pur non essendo stato un alpino al funerale, avrei messo il comandante della compagnia, no? Vabbè, lo possiamo fare all'inizio del secondo tempo. Sì, no? Sì, comunque se n'è andato Umberto Bossi, che insomma grazie a lui ci ritroviamo tutti qua, sì, chi al telefono perché ha lasciato una caviglia nelle scale di quella che è Radio Libertà, chi a fare la regista come Natalia, chi come te Mimmo, dove insomma tu c'è una bella storia da raccontare. Ormai ci sono invecchiato qua in questa radio, sono diventato vecchiarello. Sì, comunque diamo a Bossi quel che è di Bossi, è stato sicuramente un genio, uno dei più grandi statisti della Repubblica, perché mentre gli altri partivano dal Partito Comunista, dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Socialista, che erano comunque partiti già consolidati, lui dal nulla si è creato la Lega Lombarda e poi insomma la Lega Nord, è riuscito a dare voce dei territori che nonostante i voti e la potenza economica voce non avevano, e insomma è un uomo che ha segnato tante epoche. Io mi ricordo da piccolo, mentre ora si parla molto di alleanze europee, tutto quando faceva venire a Vicenza, io sono nato e cresciuto a Vicenza, Jörg Haider, insomma Bossi già all'epoca ci aveva visto talmente lungo che aveva creato questa alleanza con il Partito per il Futuro d'Austria, o Partito Liberale, per la Libertà dell'Austria, poi divenne da FPO divenne BZO. Forse dobbiamo ricordare, Federico, ricordare chi è questa persona che tu citi, perché non tutti sono così documentati. No, se lo ricordo. Jörg Haider era il governatore della Carinzia, anche lui era un autonomista, perché tuttavia lui partiva dalla Carinzia, questa regione che era un po' più la più povera e quella con più problemi in Austria, soprattutto con una minoranza slava molto casinista, soprattutto dopo la dissoluzione della Jugoslavia ebbe molti problemi e lui vinse. È stato un grandissimo governatore, un grande politico, ma avanti di 30 anni. Peccato che è durato poco, perché poi è morto in un incidente molto strano. Ha avuto un incidente molto sospetto che
gran parte della popolazione austriaca e gran parte delle persone in tutto il mondo pensano insomma che abbiano sabotato la sua auto e l'abbiano fatto morire. Comunque Federico, voglio fare un piccolo scoop, se mi permetti, se mi consenti. Sì. Ma Umberto Bossi è stato non solo il creatore, l'ideatore della Lega Lombarda prima, ma è stato anche il creatore di questo piccolo sindacato di cui io mi pregio di essere. Professionisti Imprenditori Uniti nello statuto. Oddio, prima si chiamava ALIA, cioè l'Associazione dei Liberi Imprenditori. Ma il nome l'ha voluto lui così. Sì, volevano chiamarlo Padani Imprenditori Uniti, lui ha detto no, dovete chiamarlo Professionisti Imprenditori Uniti. E comunque nello statuto di fondazione c'è un certo Bossi, senatore Umberto. Lo so perché siamo andati a scovarlo nei vecchi uffici di una delle vecchie ale di via Carlo Bellerio a Milano, e noi conserviamo come una reliquia l'atto di fondazione dove c'è un certo Bossi, senatore Umberto. Sì. E c'erano appunto anche gli altri padri fondatori della Lega, insomma, di quello che Umberto Bossi assieme a queste altre persone è stato capace di creare. È un qualche cosa che appunto dura da più di 30 anni e durerà ancora per illo tempore, nonostante appunto ci siano tanti appartenenti all'area opposta a livello politico, mi riferisco, che invece non vedono l'ora di far sparire una parte predominante del popolo italiano, perché insomma da quando c'è stata la sconfitta del referendum, da quando hanno prevalso i no, che poi ecco lì dobbiamo andarcene anche un attimino a capire com'è sta storia, che i no siano appunto stati maggiori nel centro, nel sud Italia, ma maggiormente in Campania e in Sicilia, vero? O mi sbaglio, Federico? Sì, vabbè, finiamo la parentesi di Bossi. Comunque volevo finire di dire due parole. Sicuramente, ho detto, è stato uno dei più grandi statisti della storia della Repubblica, un uomo di estrema lungimiranza, un uomo che è stato attaccato sia lui sia la sua comunità politica. Ricordate che la Lega è stato l'unico partito che più volte è stato oggetto di irruzioni della polizia da parte ordinate dalle varie procure della Repubblica. È stato sempre un partito bersagliato, e io vorrei dire a tutti: non è il momento delle polemiche, è il momento di stare uniti, perché comunque si è sempre in continuità. Lo stesso Bossi voleva la continuità, e comunque il solo fatto che sia diventato il sindacato del territorio, abbia ridato voce a tantissime persone della provincia o comunque di territori dimenticati del nord, del centro, addirittura del sud, perché voglio ricordare che la sindaca di Lampedusa, Maraventano, era amica di Bossi in tempi non sospetti, per chi, insomma, tanto per tappare la bocca ai soliti polemici. Mi è dispiaciuto sentire fischi e vedere certi soggetti come si sono comportati durante i funerali, perché al funerale si è là per onorare un uomo, non per fare polemiche. Insomma, ha dato voce a tante persone che la voce non ce l'avevano più. E un'altra cosa, è stato il primo a inventarsi lo slow food, cioè a far riemergere le eccellenze del territorio, che con le varie feste della Lega in tutta Italia, insomma, era la normalità, rivalutare, valorizzare quello che era il cibo, la cultura del territorio, che dopo 20-30 anni, insomma, il mondo avrebbe scoperto. Comunque un uomo di una genialità impressionante, aveva già capito tutto dell'euro, dell'Europa, era avanti 30-40 anni, insomma se n'è andato via così dopo una lunghissima malattia, che insomma forse quella è stata la pena maggiore, non possiamo non ricordarlo, perché è un po' il papà di tutti noi, ecco, anche di chi è arrivato ora, e questo gli va dato atto. E noi glielo diamo, infatti, noi siamo qua appunto a parlare di lui, prima di noi ce ne sono stati altri ancora, e penso che la cosa continuerà anche per i prossimi giorni. Ma d'altronde i grandi meritano queste attenzioni, meritano questi ricordi, perché appunto Umberto Bossi ha concretizzato cose di cui io sentivo parlare, te l'ho già detto diverse volte, Federico. Già nel 1973 sentivo parlare da altri illuminati di quelle che poi sono le teorie che Umberto Bossi è riuscito appunto a concretizzare in realtà. Umberto Bossi ha avuto questa intelligenza, questo fiuto politico, questa capacità di trasformare le parole, le idee in realtà, e sono realtà che appunto ancora oggi vanno avanti, anzi addirittura, ecco, fai conto Federico che io e te abbiamo parlato da questa radio da tanto tempo,
parlando appunto da una radio che era all'opposizione dei vari governi. Io ho fatto in tempo a passare tutti i vari governi anche di sinistra, no? Ecco, adesso invece questa radio sta nel palazzo di un partito che sta al governo della nostra nazione che va da Vipiteno fino a Canicattì. Sì, Mimmo, udito dite, è il partito più antico in Parlamento, Sì, perché sì. tutti gli altri partiti sono cambiati, la Lega no. Sì. Nonostante tutti gli attacchi giudiziari, nonostante sia stato l'unico partito addirittura condannato a pagare 49 milioni di euro, cioè Sì. Hanno cercato di distruggere alla base, con la linfa, con i soldi, se le sono inventati di tutti i colori per far sparire la Lega, ma la Lega è ancora qua. Per questo dico, non riesco a capire le polemiche, chi fischia, chi cosa. Cioè la cosa fondamentale, più importante da salvare, secondo me, è proprio l'esistenza medesima della Lega, di questa comunità politica, che un certo stato profondo e una certa magistratura hanno fatto di tutto per far sparire. Cioè, Ecco, quella io magistratura... penso che se si vuole onorare la memoria di Umberto Bossi, il lavoro fatto da Bossi, bisognerebbe stringersi tutti e a volte tacere, e a volte tacere, sì. Perché una parola può essere anche troppa se detta in un momento non opportuno, e questo appunto, caro contestatore lì al funerale, non è che te lo dice una persona appunto che non c'ha a che fare con questo palazzo da dove noi trasmettiamo. A volte si fa un ricordo migliore, un omaggio migliore alla persona appunto che tanto è stata capace di creare, tacendo, perché ci sono momenti e momenti dove appunto bisogna, dove si può parlare, insomma. Ecco, noi per esempio da questa radio facciamo parlare tanti che si presentano appunto sotto mentite spoglie, però appunto noi, pur sapendo, perché ormai li conosciamo, li abbiamo tutti quanti segnati sul nostro taccuino, no? Noi li facciamo parlare, non li interrompiamo, però appunto qua è il momento, se uno vuole, di parlare durante una funzione funebre, ma e non solo quella del senatore Umberto Bossi, ma di chiunque altra persona appunto che abbandona questo mondo, e appunto da seguire. Insomma, chi vuole può parlare adesso. Mimmo, per dirla in francese, non oui. si butta via il bambino con l'acqua sporca, o per dirla ancora meglio, insomma... No, ma ti voglio, lo devi dire in francese, che lo dici così. No. Come si dice in francese? Per dirla, non è che se ti sta sulle maracas quello che abita sopra di te dà fuoco a tutto il condominio, come direbbe Bersani, insomma. Non è che se c'hai una spina nel fianco ci attacchi il cellulare a caricare. Come direbbe lui, tra l'altro, Bersani del PD ha avuto questo ricordo, è stato l'avversario a cui ho voluto più bene. Ecco, quando c'è anche l'onore delle armi degli avversari è una cosa... Sì, anche perché in effetti Umberto Bossi ha saputo dare una sterzata, ma mantenendo sempre un certo stile al modo di fare politica, perché non ci scordiamo che da quando c'è stata, dalla prima alla seconda Repubblica, c'è stato veramente uno sfacelo, e che ancora prosegue. Io per esempio al tizio che ha fatto il commento ad alta voce, vorrei chiedere se ha appunto la cosa di chiamare qua lo 02 92 94 72 22, perché per esempio troppo veloce per quel tizio, Mimmo. 02 92 94 72 22. Ecco, io vorrei chiedere perché invece nei confronti della ministra del turismo non ha proferito verbo nessuno. Mamma mia, manco. Forse è proprio uno dei motivi per cui si è perso, è proprio la presenza della signora Santanchè al governo, e anche di un certo sottosegretario Del Mastro, che noi più volte insomma abbiamo notiziato in radio che insomma non è un personaggio da lavoro dubbio. Ecco. Vabbè, però mentre Del Mastro qualche cosa ha fatto a favore della categoria che lui appunto in pratica di cui è ministro, la Santanchè non ha fatto né merita mazza. Ha fatto solo... non so quanti processi a suo carico per reati abbastanza infamanti, da cui aver truffato l'INPS, la cassa, dove tutti noi siamo costretti a pagare fior di contributi, ecco, e lei invece li ha usati per non pagare i dipendenti utilizzando quei soldi. Ecco, sono cose davvero squallide, e non puoi fare un referendum sulla giustizia e mostrarti onesto e poi avere questa gente al governo. E comunque pulizia, diciamolo, anche perché la Lega nasce come un partito
della legge, della polizia, diciamo. Non a caso comunque voglio anche ricordare che dove governa la Lega si ha vinto, e qua mi taccio. E dov'è che ha perso? Dai, diciamo ai nostri ascoltatori dov'è che ha perso. Voglio dire una cosa a Gratteri e a alcuni magistrati che hanno detto che i mafiosi votavano sì. Ecco, una cosa molto strana che è accaduto, che in Sicilia e in Campania il no ha stravinto, addirittura sfiorando il 70%. Oh, non è che hanno fatto qualche accordo sotto banco? Perché poi... no, sembra stare che in 2 regioni dove non si muove foglia, che mafia e camorra non vogliono, purtroppo, il no abbia vinto con percentuali bulgare in questa maniera qua. Il sospetto, cioè, vedrai che verrà fuori che appunto c'è stata una trattativa fra lo Stato e la mafia. No, Mimmo, ma te lo spiego. No, io non voglio dire queste cose. Però forse qualche capomafia si sente garantito dal malfunzionamento della giustizia, perché alla fine la giustizia funziona solo al nord. Da Bologna in giù la giustizia funziona poco e male, e l'impunità è garantita. Ecco, forse evidentemente qualcuno giù che presiede delle onoratissime società, ecco, o fa parte del sistema, queste cose le sa benissimo. Avere il rischio di avere una giustizia che funzionava, insomma, per lui sarebbe stato un problema. Un'altra cosa, nella capitale dell'Andrangheta, nella capitale dove l'Andrangheta ricicla i soldi, che è Milano, insomma. Milano, pensavo fosse Reggio Calabria, invece Milano. No, al record. Milano ha il record di compravendite sospette di ristoranti e bar, ecco. Per non parlare dell'edilizia, di un'edilizia molto strana. Federico, però ti devo interrompere. Vince a mani basse. Chiediamoci perché a Milano città vince il no, in provincia vince il sì. Perché a Milano, oltre che quelli, ci sono anche i radical chic soliti che votano sempre. Mimmo, a pensare male, ecco, non voglio dire che c'è qualcosa sotto, però a pensare male si fa peccato, ma si fa sempre bene. Federico, fermola, perché abbiamo un ascoltatore, può darsi che è quello appunto a cui ho detto di intervenire. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, mi chiamo Roberto e chiamo da Milano. Buongiorno Roberto, prego. Allora, io ritengo che questo risultato di questo referendum alla fine è andato a buone donne per effetto di una votazione che c'è stata il Presidente della Repubblica, dove il signor Tajani, pur avendo i voti per votare la dottoressa Castellati, ha silurato la Lega per far votare di nuovo il nostro amatissimo Presidente. Se fossimo riusciti ad avere la Castellati come Presidente, state tranquilli che in questi 3 anni e mezzo la cosa sarebbe stata completamente diversa, e la conclusione di questo diciamo intervento, di questa situazione, altrettanto sarebbe stata diversa. Non ho più nulla da dire. Grazie Roberto da Milano. Che dici Federico? Che gli rispondiamo? Probabile, però abbiamo Re Sergio e ce lo teniamo. Purtroppo magistratura e Presidente della Repubblica di fatto regnano, prendono in ostaggio il paese e regnano sul paese, e c'è una parte che è quella più produttiva che accusa il colpo, perché se nelle regioni, insomma, dove si produce più ricchezza, più avanzata del paese si vince, evidentemente un problema, il fatto che c'è una mala giustizia è sentito. Però voglio appellarmi al governo, voglio dire una cosa. Ho sentito dire no, ma ora alcune riforme devono essere accantonate. No, ci sono 12 milioni di sì, cioè la parte migliore del paese è andata massicciamente a votare sì. Il governo deve continuare, voglio dire di più, va fatto un pacchetto giustizia di leggi ordinarie che vanno a sistemare tutta una serie di questioni, sia sulla giustizia sia sulle carriere dei magistrati, che urlano vendetta e che vanno sistemate, anche perché è la continuazione della riforma Cartabia che va attuata con dei decreti attuativi. Questo è l'appello al governo: non vi fermate, andate avanti e fate come avete fatto un pacchetto sicurezza, presentate un pacchetto giustizia, perché anche con leggi ordinarie si può fare molto, ecco, quantomeno per accorciare e tagliare le unghie a una certa parte della magistratura. Va fatto, assolutamente, va fatto, può essere fatto, e insomma c'era stata la promessa dei famosi 7 referendum per cui Lega e Radicale avevano raccolto le firme.
sarebbero stati presentati, anche quelli erano importanti, quindi a livello legislativo ordinario si può fare tantissimo. Il problema è avvertito, c'è la parte peggiore del paese che ha votato no, e ne prendiamo atto. Comunque, però ci sono stati anche tanti giovani, perché dicono che questo però anche tanti sì, Mimmo, capito? Sono stati anche tanti sì, e quindi non si può buttare a mare il bambino con l'acqua sporca. Ecco, bisogna che c'è un problema giustizia che viene avvisato e avvertito soprattutto nelle regioni dove l'economia è più vivace, ed è un problema, ok? Il governo deve dare risposte, perché sennò poi perde anche quella parte del paese. Certo. E non sono pochi appunto quelli che stanno aspettando che si realizzi quello che è giusto fare per il nostro paese, sono tanti, perché noi soprattutto qui dalla nostra trasmissione spesso e volentieri raccogliamo le telefonate abbastanza critiche di gente appunto che dice ma insomma in fondo siamo al governo, ma ce l'abbiamo noi. Dobbiamo fare le cose. Ecco, forse io penso che comunque, tra l'altro, un'altra cosa strana, è emerso dai sondaggi che un elettore di Forza Italia su 5, cioè più del 20%, ha votato no. Strano, ma non vale il partito di Berlusconi qua e di là. Voglio però dire una cosa, è stata fatta, la campagna del no è stata violentissima, piena di minacce. Voglio ricordare quello che ha detto il signor Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, che dopo che vince il no faremo i conti, perché loro già sapevano che il no avrebbe vinto, perché loro sanno sempre tutto. Tuttavia è stata davvero una campagna elettorale violentissima, piena di minacce, cioè questi avevano la bava alla bocca, avevano il sangue agli occhi. È stata una campagna elettorale di una violenza inaudita. Mi è piaciuto Landini che è subito salito sulla ribalta lì del camion per fare il suo comizio, cioè veramente un personaggio completamente inutile alla categoria dei lavoratori. Gioco. Io sono terrorizzato da quello che è accaduto nei tribunali di Milano e Napoli, dove si è brindato, a Napoli hanno cantato Bella Ciao, se è normale, se è questa, cioè se quei magistrati avessero invece cantato Faccetta Nera, cosa sarebbe successo? Apologia di fascismo. Ma non funziona così, cioè se questi sono i signori che devono giudicare, insomma, a cui noi affidiamo le nostre vite, la nostra libertà, i nostri diritti, un motivo di preoccupazione forte c'è, per questo che il governo comunque deve, non il governo, la maggioranza, perché è il Parlamento che fa le leggi. Ecco, uno degli errori di questa riforma che ha fatto Nordio in questo caso è stato che il governo fa un disegno di legge che viene blindato e votato dal Parlamento. È stata fatta una porcata da questo punto di vista, va fatta autocritica. Le leggi le approva e le modifica il Parlamento, non si può presentare una legge al Parlamento da parte del governo, soprattutto se di iniziativa costituzionale, cioè se va a modificare la Costituzione e si blinda, è una porcata. Questo ha pesato, è il Parlamento che fa le leggi, attenzione, e soprattutto da Nordio, che è un personaggio, insomma, che è un giurista fine. Ecco, mi sarei aspettato una cosa diversa, forse aspettare un paio di mesi in più, però aver aperto di più a più voci e più modifiche la legge avrebbe portato un maggior consenso, forse non dico che Nordio è stato il primo a fare autocritica, ad ammettere. Certo è comunque che in Italia ogni volta che qualcuno va a sfiorare la giustizia e la magistratura si fa male, è un po' il punto maledetto. Certo. Questo lo sappiamo ormai, ripeto, infatti io auguro a tutti quelli che hanno votato no di non incappare mai nelle maglie di questa giustizia, perché io ho sposato la teoria di un grande uomo, era un monsignore, Don Germano Greganti, che lui appunto raccontava, diceva io preferisco avere un colpevole libero che un innocente in galera. Io questa sua massima l'ho fatta mia. Ripeto, fate attenzione perché la giustizia italiana è un po' come la droga, nessuno è esente e immune appunto da quello che poi può accadere quando tu le incontri. Quando incontri o la giustizia o la droga, è una bella battaglia, può capitare a tutti, nessuno è esente. Cioè io sento tanta gente che dice ma se quello è finito in galera perché ha fatto qualcosa e se lo merita, oppure ma quello è diventato un drogato di merda, significa che se l'è meritato così. Fate attenzione perché può capitare a tutti,
Mimmo, se non erro, anche il nostro super Piercamillo Davigo si è ritrovato a essere indagato, rinviato a giudizio. Sì. Cioè, è pure Piercamillo Davigo, cioè non so se non c'è nemmeno bisogno di dire chi era Piercamillo Davigo. No, diciamolo, perché i giovani che per esempio hanno sentito questa campagna elettorale a favore del no, dove veniva richiamata la difesa della Costituzione, Piercamillo Davigo manco sanno che cacchio è, cioè non lo conoscono, perché ci sono i giovani di oggi, quelli che sono andati a votare per la prima volta, manco sanno chi è Giuseppe Garibaldi e ancora di più Anita Garibaldi, cioè, perciò noi gli dobbiamo spiegare le cose. Infatti da questa trasmissione ho sempre tenuto a dare nome e cognome a chi si intesta certe questioni. Piercamillo Davigo appunto è stato uno dei sostituti procuratori della Repubblica, del famoso gruppo di pubblici ministeri che hanno praticamente disfatto la prima Repubblica e hanno dato avvio alla seconda. Calcolate che Mani Pulite è stata la vera rivoluzione nei confronti di quello che era il potere costituito, perché è stata la vera rivoluzione riuscita. Quella che per esempio i comunisti con i partigiani, sia rossi che bianchi, volevano appunto portare a termine e non ci riuscirono, invece l'ha fatto quel pool di magistrati di cui faceva parte anche Antonio Di Pietro, che poi però dopo evidentemente si deve essere ricreduto, no? E vabbè, anche perché Antonio Di Pietro da fare il commissario di polizia, passare a fare il sostituto procuratore della Repubblica, poi è diventato di nuovo avvocato, no? E ci ha avuto vari percorsi, vari cambi, però appunto la regista mi dice che abbiamo un'altra telefonata, allora la passiamo prima della prima parte. Buongiorno, chi sei e da dove chiami? Sono Emanuela, chiamo da Milano. Ciao Emanuela, prego, a te la parola. Io volevo condividere questa riflessione. Statisticamente sappiamo che la magistratura dai tempi di Mani Pulite, durante i quali la magistratura aveva un altissimo, l'opinione pubblica aveva un'altissima opinione della magistratura, statisticamente sappiamo che è calata questo raccordo del popolo verso i magistrati, è calato e oggi si registra un livello piuttosto basso di fiducia della popolazione nei magistrati. Questo voto, secondo me, volevo appunto condividere questa riflessione, non è stato un voto sulla magistratura, su un'eventuale riforma che riguardi la magistratura, ma è stato un voto per non toccare la Costituzione italiana, che per gli italiani è un mito che viene continuamente pompato, certamente dalle sinistre, non si tocca la Costituzione, i padri costituenti, quindi è un mito e, come abbiamo visto, forse per i giovani ancora di più questo mito si è gonfiato. Ecco, quindi penso che sia stato un voto più per non toccare la Costituzione. Ricordiamoci anche quell'altro voto che Renzi ha perso qualche tempo fa. Ok. Grazie Emanuela, grazie. Prego. Evidentemente i giovani, oltre a non conoscere Giuseppe Garibaldi, manco conoscono la Costituzione. Io consiglierei ai giovani appunto di leggersela. Una volta c'era la materia dell'educazione civica e dove si studiava. Ecco, bisogna documentarsi. Comunque siamo arrivati alle 15:30 e la prima parte della trasmissione. Interrompiamo per una breve pubblicità. Rimanete con noi su Radio Libertà. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Il capitano della Federico, rieccoci sullo Spazio Più da Radio Libertà e sulle parole di questa canzone. Cosa vogliamo significare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori? Che anche con il no noi continueremo la nostra battaglia di civiltà e appunto la nostra battaglia è quella principale di dare informazione, di convincere la gente di quelle che sono le fregature a cui spesso e volentieri il popolo italiano viene sottoposto e invitarli appunto a usare il proprio cervello e a ritornare padroni della propria vita. Che ne dici? Sì, no, noi dobbiamo anche essere una comunità unita, e questa radio dimostra una comunità con tante voci, con tante idee diverse, ma unita. A me piace sempre il verso di questa canzone, il capitano della compagnia, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua. È quello che Umberto Bossi ha avuto al funerale, ed è questo è il senso della comunità. O con le scarpe o senza scarpe siamo tutti qua uniti e tutti a combattere dalla stessa parte, perché comunque il mondo fuori e questa radio, questo partito, questa comunità lo sanno benissimo. Cosa hai da rispondere, da aggiungere tu alla Emanuela che ci ha chiamato poco fa? Beh, io non la vedo così, perché la stragrande è stato un voto di ignoranza, perché è arrivato il diktat di votare no e molta gente si è buttata. Se tu chiedi alle persone perché hanno votato no, a cui mia cognata o mio suocero, non ti sanno dire perché, perché bisogna votare no, l'ho sentito sui social. Purtroppo tantissime persone ti rispondono così, l'ho sentito, bisogna votare no perché sennò il governo si piglia i magistrati, poi come che se li prende cos'è con l'UFO. Davvero sono state dette una marea di panzane, ho detto sono state sbagliate tante, compreso la bistecca del sottosegretario Del Mastro, ecco, questa pure è stata la ciliegina sulla torta. Va anche detto che molta gente si è spaventata per la guerra e non so cosa c'entri, però è stato una specie di mega calderone, io voto no.
cose, quindi è stato Ogni tanto ti molto... perdiamo, Federico, che succede? Ti stai spostando? Non mi posso spostare, sono purtroppo E sei carrozzato. abbastanza immobile. Sì, sono abbastanza immobile ultimamente. Ora mi sentite meglio, spero. Sì, adesso sì. Ok, mi sono seduto. Bravo. Perché prima stavo a mezza sedia. A parte gli scherzi. Vedi, noi, noi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, nonostante appunto gli scassamenti, noi trasmettiamo sempre. Lo sapete che questa trasmissione è andata in onda anche quando il sottoscritto era ricoverato in ospedale. Io facevo le trasmissioni dalla piazzola del Baretto del San Raffaele a Milano. Cioè noi non ci fermiamo, noi non molliamo, mai mollare. Dalle stazioni della Gialla della metro. Apposta, è la conferma che appunto noi non ci arrendiamo, perché chi si arrende è finito, no? È perduto, così si dice, no? Sì. E noi non ci vogliamo perdere, noi siamo uniti. Alla fine si lega tutto, manco a farla apposta, si lega tutto ed è vero. È proprio il nome. Sì, si lega tutto. Più lega di così non si può. La cosa meravigliosa, c'è chi pensa che noi siamo frutto del caso e chi invece crede, che pensa che dietro ci sia un grande disegno. Beh, io sono più per la seconda, c'è un grande disegno, c'è qualcosa davvero di grande che ci lega, nonostante siamo tutti differenti, tutti con teste diverse. Grazie a Dio questa non è Forza Italia, non è Mediaset, non è un partito di plastica, una TV di plastica a servizio del padrone, è una comunità di persone che pensano con la loro testa. E quindi, da questo punto di vista davvero dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo e soprattutto di questa piccola grande radio che, nonostante tutti i problemi che ha, nonostante si vada avanti a vista perché i soldi non ci sono a tal proposito potremmo anche ricominciare a ricordare quelli che sono i riferimenti per fare le donazioni al partito, alla radio, anzi, che dici? Che era sì, radiolibertà.org, trovate tutte, c'è il tasto pure dona ora e trovate tutte le coordinate per donare, per insomma far parlare. Non dico questa trasmissione che è la più oscena, più schifosa della radio, sono trasmissioni che meritano molto più di noi, tipo la rassegna stampa di Semivarin, le trasmissioni di Giulio Kenarca, chiedo scusa al super vice direttore ma mi sfugge il nome della sua trasmissione, Oggetto Antonino Danna, la nostra Alessandra Mori che ha vinto il microfono d'oro, a cui facciamo gli auguri, beata lei che ha vinto qualcosa. Io ho sempre perso tutto, persino gli esami del sangue mi bocciano, quindi non ho mai avuto l'onore e il piacere di vincere qualcosa, tranne qualche scudetto dell'Inter quando è arrivato, e ancora me lo ricordo, chiudo la parentesi dell'emozione della vittoria. E Vincent, insomma sono tantissimi conduttori, il nostro direttore Giovanni Sallusti che è un leone, se lo contengono tutte le TV, è il direttore di Radio Libertà, tiriamocela per una volta, davvero è una radio che merita tante opinioni diverse, tante voci diverse, però in una comunità che è unita, è una comunità che fa la differenza, una comunità che sta sempre avanti e vale la pena salvarla e farla vivere. In onore di chi l'ha creata, di chi l'ha fatta crescere e in onore delle persone che portano avanti le idee. Ecco, io penso che la cosa peggiore per chi per il papà, ecco, Bossi amava molto dire il fatto di Re Salomone, no? C'è questa storia che una mamma portano un bambino, un neonato da Re Salomone, ci sono due mamme che lo contendono. Allora Re Salomone dice, tagliatelo in due così una parte va a una mamma e una va all'altra. La mamma del bambino, piangendo, prende il bambino e lo dà all'altra signora che lo reclama e dice no, io piuttosto che farlo morire, perché dividerlo in due parti vorrebbe dire farlo morire, lo do a questa signora qua. Ecco, Umberto Bossi raccontava sempre questa storia quando è stato, insomma, ha lasciato la segreteria attiva della Lega per tanti problemi, tra cui la famosa sentenza, perché voglio ricordare che nessuno è stato cacciato, c'è stata una sentenza tremenda da parte della solita magistratura che ha condannato la Lega a pagare 49 milioni di euro grazie alla signora Boldrini che ha costituito la Camera dei Deputati parte civile contro la Lega, cioè cose che non sono mai accadute nella storia della Repubblica. Dalla Boldrini ci si poteva aspettare questo ed altro. Ti devo interrompere perché abbiamo ben due ascoltatori. Perché
c'è sempre qualche idiota che si mette a urlare cose, e la storia è stata questa, Mimmo. È come si dice, la ricordata. madre dei deficienti è sempre incinta. Comunque passiamo alla prima telefonata. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, ciao, sono Marco. Ciao Alessandro, Marco, prego. buongiorno a tutti voi. No, io volevo fare una semplice riflessione. Mettendoci questa mattina con una cartina dell'Italia, noi notiamo come la stragrande maggioranza di chi ha votato sì, guarda caso, sia di 3 regioni del nord, Lombardo-Veneto e la Valle d'Aosta. I paesi no, il Friuli, carissimo, il Friuli Venezia Giulia, sì, e anche la Valle d'Aosta. I paesi del sud invece hanno votato no, va bene? Ed è francamente l'immagine di un paese diviso in due. Ora, io non vorrei tornare sui vecchi temi bossiani, visto che non lo evoco io, ma giustamente voi. E di Bossi credo che noi abbiamo molta nostalgia, perché vedi, quando tu hai che la Lombardia ha il reddito di Singapore, ma è costretta ad essere schiacciata con dei redditi pro capite che sono bassissimi, purtroppo, allora questo significa davvero che forse, come diceva il buon Bossi, siamo veramente schiavi di Roma ladrona. Così come poi, se io penso che in Calabria oggi, che la Calabria oggi percepisce 4 volte le pensioni di invalidità del Veneto e 5 volte quelle della Lombardia, cioè francamente a me viene molta nostalgia, perché vedi, sono 2 Italie diverse, anche dal punto di vista antropologico, anche dal punto di vista culturale, e il richiamo della foresta, come diceva Bossi, a un certo punto emerge. Allora è inutile piangere sul latte versato se noi stiamo con i fratellini d'Italia, va bene, l'Italia sedesta, che voglio dire, nel momento in cui debbono difendere determinati personaggi, anche al Ministero della Giustizia, ci fanno perdere, perché la storia del clan senese la conosciamo Marco, molto bene. Allora, perdonami, ma ti devo invitare a sintetizzare, anche perché comunque stai dicendo delle cose che abbiamo già detto anche noi prima, anche perché abbiamo altri ascoltatori, perciò vedi di stringere e di chiudere gentilmente. Prego, sì, Marco. Sono io che ringrazio voi sinceramente e quindi con assoluta gentilezza dico a un certo punto dovremmo pensare meno ai ponti sullo stretto di Messina e più a competere con il nord Europa, va bene? Grazie. Perché a un certo punto noi siamo schiacciati dalle tasse e quelle battaglie che andavano bene quando c'era Bossi, a maggior ragione oggi vanno recuperate. Ciao. Grazie, ciao Marco. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sono Ornella. Ciao Ornella. Da Lecco. Ciao Ornella, prego, a te la parola, prego. Solo che stavolta è che volevo dire a voi, cioè, guarda, io sono davvero indignata per la piazzata dei magistrati a Napoli. Sono davvero delusa perché ho fatto tanta pubblicità tra le mie compagnie, la mia cerchia, così per questo voto, guarda, ma davvero, ma sono rimasta veramente male. Qua non cambia mai niente, abbiamo bisogno di cambiamenti, la gente purtroppo, soprattutto da Napoli in giù, guarda, è una cosa, questo è stato un voto contro il governo e contro la Meloni in particolare. Guarda, io sono indignatissima, ma si può dei magistrati, ma Mattarella non ha niente da dire. E che deve dire Ornella? Mattarella? È a garanzia di questo Mattarella. Comunque, ti ringrazio Ornella, ma abbiamo con noi anche un altro ascoltatore che è un commentatore. Ciao, benvenuto fra noi Marco Castelli. Benvenuti a voi, come promesso appena mi sono liberato ho chiamato. Eccomi qui per questa triste giornata, mi sembra. Adesso non ho avuto l'opportunità di sentire lo sviluppo della trasmissione, ma insomma sentivo l'ascoltatrice adesso, anche lei particolarmente delusa. E quello che insomma anche io volevo condividere la delusione con voi due e con i nostri ascoltatori, perché secondo me abbiamo mancato di tanto un'occasione, cioè è stata veramente un'occasione sprecata in modo assurdo per una propaganda
veramente assurda, falsa e più delle volte veramente, insomma, dovrei dire delle parole poco carine, nel senso che ci vuole avere veramente la faccia di palta per riuscire a fare certe affermazioni come sono state fatte in questi mesi di campagna elettorale. Considerato poi che buona parte dei sostenitori del no sarebbero stati in anni passati sostenitori del sì, dato che ci sono in giro fior di filmati che insomma dichiaravano chi a favore della separazione delle carriere, chi a favore del sorteggio, chi a favore di migliaia di allora, cose. caro Marco Castelli, però ti devo correggere. Tu prima hai parlato di faccia di palta, quelle sono facce di culo, è differente. Mimmo, occhio che c'è la procura all'ascolto, Mimmo. Vabbè, mica detto faccia di bronzo, cosa preferiscono? Ma posso dire una cosa velocissima, però, a difesa di una città che amiamo molto, oltre a Trieste, che amiamo tantissimo, e Fiume, che io me la sogno la notte, che questo è un sogno erotico che faccio quasi ogni notte, però sono cose mie. C'è una città meravigliosa, evoluzione, si chiama Reggio Calabria. A Reggio Calabria, Federico, ogni tanto sparisci, non ti sentiamo. L'ha fatta davvero come Reggio Calabria, la differenza la fa. Ecco, se voi vedete in tutto il sud, se vedete in provincia non abbiamo capito che cosa hai detto su Reggio Calabria. A un certo punto sei sparito, ti prego di ripetere. Scusate, voglio dire che, ripeto velocissimamente, volevo correggere Marco, c'è una città che amiamo molto, noi si chiama Reggio Calabria, una città abituata alla rivoluzione, perché è una città che ha fatto la rivoluzione. Ecco, a Reggio Calabria e in provincia il sì ha vinto massicciamente. Se si prende la carta geografica del meridione per provincia, si vede che c'è una regione che lampeggia il sì, ed è la provincia, cioè la città metropolitana di Reggio Calabria. Ecco, questo è chi c'ha la rivoluzione nel sangue, la differenza l'ha voluta fare fino all'ultimo, quindi oltre al nord famoso c'è questa meravigliosa provincia che la differenza l'ha fatta. Federico, per caso hai guardato anche qual è la percentuale dei voti all'Aquila? No, non l'ho notato. No. Marco, tu per caso ne sai qualcosa? No, guarda, la percentuale del voto dell'Aquila non lo so. No, perché una volta c'era un vecchio slogan, Marco: l'Aquila, Reggio, Milano sarà peggio. E tutti in coro e vai. Comunque quello che secondo me dovrebbe far riflettere è che adesso insomma, senza voler fare allarmismi, ci si può politicamente aspettare una stagione da Robespierre. Ieri i festeggiamenti, che immagino ne avete parlato, no? Sono diventati subito virali, in quel di Napoli, se non sbaglio, in cui i magistrati si sono messi a cantare Bella Ciao, e forse per me chi se ne frega. Chi non salta la Melonie, chi non salta altri colleghi, che appunto colleghi magistrati che si erano espressi per il sì, insomma. Il clima non era quello che hanno voluto farci intendere come quella di un potere apolitico dello Stato, ma insomma si sono verificati per quello che tutti noi sapevamo tranquillamente essere, ossia una forza politica a tutti gli effetti che si pone come di fatto potere organizzato a livello statale. E questo secondo me insomma soprattutto alcune forze di governo secondo me dovrebbero stare attenti a un momento di terrore alla Robespierre. Abbiamo un'altra telefonata, Marco, perdona se ti interrompo. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Pronto ragazzi? Buongiorno, forte e chiaro, prego. Sono dopo tanto tempo, però Mario. sentire solo al telefono. Vi posso sentire solo al telefono perché purtroppo non siete più sul digitale terrestre. E quindi io non c'ho il podcast, come si diciamo. Purtroppo, vista la mia età avanzata, ho un rapporto un po' conflittuale con le nuove tecnologie. Prego Mario, dici cosa pensi di quanto è accaduto. Dai, che è un po' di tempo che non ti sentiamo. Allora ragazzi, buona notizia. Tutto il Reatino ha votato per il sì, compreso Rieti. L'Aquila ha stravinto il sì, e tutto il Lazio ha vinto il sì tranne Roma. Quindi Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo ha vinto a valanga il sì. Ecco, quindi vi parlo da un enclave felice, insomma. Quello che io voglio dire ragazzi è una cosa. Io gliel'ho detto ieri a Cambi, però non mi ha dato una risposta.
in questo paese c'è un vero problema Napoli. C'è il problema Napoli. Quando in una città si vince con quelle proporzioni, va bene, il 77%, neanche la Bulgaria dei bei tempi, c'è da farsi delle domande. Siccome quando vinceva la DC a Napoli, no, si diceva sai, i rapporti con la Camorra, oppure Berlusconi vinceva in Sicilia o la scarpa sinistra di Lauro e quella destra se vinceva l'elezione, perché poi c'era questo, sì, giusto? Sì, no, ma è proporzioni disarmanti. Qualcosa c'è sotto, visto non solo clientelare, camorristico e di scambio, ma c'è un problema a Napoli proprio come costumi. E concludo dicendovi, ragazzi, datemi una risposta magari in diretta, io sono al telefono. C'è un problema a Napoli perché purtroppo viviamo sotto una dittatura partenopea. Tu guarda, praticamente in TV ci stanno solo un posto al sole. Mario, ti devo ringraziare, ti faccio dare la risposta dall'Insubre Castelli, che sicuramente sarà d'accordo con te. Guarda, già mi era mancato in questi anni non sentire la voce di Mario Daglietti, la risento dopo tanto tempo e per me è veramente una canzone soave. Questa l'ho sentito soltanto anche solo per rompere le scatole a te, Mimmo. Federico, rispondi di qualcosa a Marco. Io l'ho detto da subito che c'è qualcuno che si sentiva garantito dall'attuale sistema giudiziario. Guarda caso nelle regioni in cui la presenza della criminalità organizzata è più forte, come Campania e Sicilia, vince a valanga. Lo ribadisco, c'è qualcuno che si sente garantito da questo sistema che non funziona e che gli garantisce l'impunità, e lo sanno benissimo. L'ho detto subito a inizio trasmissione. Se il dottor Gratteri fosse un uomo di parola farebbe, visto che è procuratore capo della Procura di Napoli, farebbe un'indagine in merito. Anche perché una cosa, adesso tornando seri, Fede, considera una cosa. Le parole di De Magistris di qualche anno fa, il nome di Magistris legato alla municipalità di Napoli è evidente, dovevano far eco in maniera molto forte, perché lui qualche anno fa, ho i filmati, se volete ve li giro per la prossima trasmissione, De Magistris dice: finché indagavo Berlusconi e quelli della destra, tutti a farmi complimenti. Quando mi è capitato di indagare gente del centro-sinistra, sono stato ripreso, la corrente mi diceva che cosa stai facendo e via dicendo. Ora, Gratteri che cosa dice con uno scivolone grave? Dice due cose: uno, che chi avrebbe votato il sì sarebbe stato un mafioso, un massone deviato e via dicendo, e poi ha minacciato i giornalisti dicendo sì, fate passare sta cosa che poi lanceremo le reti da pesca e vi verremo a prendere, con la pesca strascico, una cosa del genere, riferito ai giornalisti del Poggio, se non sbaglio. Che insomma l'atteggiamento è quantomeno minaccioso, no? Perché da una parte minacci l'elettorato additandolo come mafioso e come massone deviato se non fa quello che vuoi te, e dall'altra minacci i giornalisti del Poggio, non sono neanche giornalisti particolarmente irrispettosi, abbastanza istituzionali. Quindi che il procuratore capo di Napoli abbia avuto un certo tipo di atteggiamento quantomeno ambiguo durante questa tornata elettorale mi sembra il minimo. Colgo la battuta di Mario e non ne faccio più che lo scherzo che ne ho fatto prima, dicendo che appunto è vero che c'è una forma di quasi cultura pop molto partenopea, è vero. Peccato che di Napoli mi sembra che, come sempre, e come a spot si prende di tutta Italia, si prende soltanto il peggio per scimmiottare, no? una sorta di stereotipo napoletano che purtroppo è stato incarnato in queste tornate elettorali dagli esponenti del no, che evidentemente hanno avuto un sistema clientelare molto forte in città, ma non solo, perché si sono veramente mossi tutti evidentemente per impedire una riforma oggettivamente di buon senso, ma non sono parole mie che escono dalla destra, sono parole di Pietro, sono parole di Minniti, sono parole di tanti esponenti della Picerna, di tanti esponenti anche del centro-sinistra o in generale della società civile, quindi la cosa parla da senso. Va bene. Marco Castelli, grazie per il tuo intervento. Federico, vai con, se non abbiamo altri ascoltatori in linea, andiamo con la chiusura, così lasciamo il tempo alla bellissima Natalia di fare
di procedere a quello che è la presentazione della trasmissione che ci seguirà. Vai Federico. No, che dire, io ribadisco, invito la maggioranza che c'è in Parlamento, la maggioranza di governo, ad andare avanti, di battere il ferro finché è caldo, di andare avanti con le leggi ordinarie che possono riformare ancora la giustizia e l'ordinamento giudiziario, quindi l'organizzazione della magistratura in maniera abbastanza profonda. Non tutto è perduto, si ricordino dei 12 milioni di voti, dei 12 milioni di sì. Ecco, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, che la maggioranza, che il governo non butti via tutto, ma continui a combattere, anche perché manca un anno alle elezioni. Se è stato fatto poco finora, è il momento di darsi una mossa, anche e soprattutto con la giustizia, perché c'è un pezzo di paese che il problema lo avverte e come. Quindi avanti, gambe in spalla e pedalare. Grazie Federico, grazie a tutte le gentili ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori dello Spazio Più del martedì pomeriggio da Radio Libertà, e rimanete con noi su Radio Libertà per le trasmissioni che vanno a seguire. Buona serata. Avete ascoltato